Quanta acqua c'è? È stato un pomeriggio intenso alla caserma dei Vigili del Fuoco di Vicenza. Dalle 4 del pomeriggio i telefoni sono impazziti per le chiamate dei cittadini allarmati per le strade che si erano trasformate in torrenti d'acqua, garage scantinati sott'acqua, sottopassi allagati. Nel giro di un'ora il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città ha rovesciato quasi 50 mm d'acqua, mostrando ancora una volta la fragilità di Vicenza. Le precipitazioni che ci sono state intensissime e in brevissimo tempo, quindi tutta la rete dello scarico delle acque piovane non ha retto in quel momento, perché sfortunatamente sono calibrate per tutt'altro tipo di flusso di acqua. 100 i millimetri d'acqua alla fine del lungo pomeriggio caduti sulla città che nonostante tutto ha retto al maltempo. Nodo focale rimangono le caditoie. In alcuni punti sono stati grossi problemi con allegamenti temporanei nelle strade piuttosto che alcune aree, ma fortunatamente poi si è rientrati subito, anche poi controllando quello che era lo stato delle caditoie, ripulendo dove si erano formati dei tappi dalle foglie. Ci sono alcuni casi dove alcune hanno ceduto piuttosto che l'infiltrazione di alcune radici di alberi in prossimità, però tendenzialmente sono pulite perché abbiamo fatto un'opera di manutenzione molto attenta. Il problema è strutturale, ma non è un problema strutturale per mancanza di manutenzione o altro, è proprio di calcolo. Quella è stata una precipitazione completamente fuori dalla portata delle caditoie attuali.